Misericordia Nuova metà del 1500, è un capolavoro di Jacopo Sansolino. Vedete che è rimasta in posizione, doveva essere tutta ricoperta di marmi e invece è rimasta in laterizio. Ecco. L'interno era una scuola grande, cioè una confraternita, scuola grande di Santa Maria della Mia, vedete le sigle, SMV, Santa Maria Virgo. Ecco. Allora, dentro era una cosa, come tutte le scuole grandi, se avete visto San Rocco, eccetera, ne avete un'idea. Chi le chiude e le svuota? Ma come tu fate a indovinare? Te si intelligente? Ecco, l'ha svuotata completamente. Però se capitate di qua e avete 5 minuti, entrate. Anche se Napoleone l'ha svuotata, resterete a bocca aperta e capirete cos'era Venezia. Prima l'immaginerete cos'era prima che passasse Napoleone. Resterete incantati. Quindi se passate di qua promettetemi che entrate. Napoleone l'ha svuotata per mostra del Canova. Però vedete lo scheletro, quello che è